Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale Un Sardo sul Continente e siamo di nuovo qui insieme per disquisire, per emozionarci di quel fomento calcistico che è la nostra stagione del Cagliari nella Serie A 2024-2025. Signore e signori, io ho poca voce perché è stata una partita fomentante ai limiti dell'incredibile, sempre tipica delle nostre, quelle partite che contro il Torino abbiamo giocato, ci portano a bestemmiare e a festeggiare in egual misura fino alla fine, ma siamo abituati a farlo. Io ho urlato tutto quello che potevo urlare, quindi portate pazienza se la voce è un pochino più debole rispetto al solito. Detto questo, prima un po' di burocrazia, vi invito caldamente, se avete piacere ovviamente, a iscrivervi a questo canale YouTube. Sosteniamo il progetto insieme, dateci una mano, siamo qua per parlare di calcio, quindi se siete tifosi del Cagliari o se siete tifosi anche di altre squadre, siete tutti benvenuti, perché si parla in educazione del calcio di tutte le squadre, signori. Se avete piacere poi mettete un mi piace, un commento, ditemi cosa ne pensate e perché no, iscrivetevi anche su Instagram e su TikTok dove ci trovate anche lì con lo stesso nome, Un Sardo sul Continente. Detto questo, continua questa insperata, gloriosa, signori, serie positiva del nostro Cagliari. Abbiamo vinto contro il Toro, abbiamo pareggiato contro la Juve, cioè signori stiamo facendo una roba miracolosa. Stiamo tenendo botta, signori, stiamo tenendo botta più che bene. Ogni tanto ci si mette anche la fortuna, un po' di cattiveria in più, però alla fine la fortuna aiuta gli audaci, la fortuna ce la costruiamo noi, quindi forse era così che doveva andare. Ci siamo presentati con Scuffè in porta, Zappa, Mina, Luperto, l'apice della nostra difesa. Siamo tornati quindi di nuovo alla difesa 3 con un centrocampo a 4 con Zortea, a dopo Macumbo al centro a fare cattiveria e muro, Augello sull'altra fascia e poi davanti in una forma leggermente variata, una sorta di alberellino di Natale, insomma, diciamo. Invece che mettere la doppia punta abbiamo messo Viola Zito Luvumbo con, questi 2, trequartismi diciamo di Fomento, con davanti Piccoli a creare poi l'ultima punta, la stellina di Natale insomma che si sta avvicinando, insomma anche il periodo, quindi ci sta bene, di questo nostro alberello. Come si è portata avanti questa partita? Allora ci facciamo subito cattivi noi al quinto minuto con un'ottima occasione in area di rigore grazie a un cross che arriva, da Zortea per Piccoli, con un bel tiro di destro, ma c'è la deviazione da parte di Linetti in calcio d'angolo. Risposta subito del Torino con Sanabria che calcia in area di sinistro, palla deviata con arrivo poi di Adams che fortunatamente con Augello che gli marcava sul collo tipo un mastino, insomma, porca miseria che bravo che è quest'uomo, lo sbilancia quel tanto che basta per non riuscire ad appoggiare dritto in porta, quindi un bel rinvio dal fondo per il nostro Scuffet. Insiste ancora il Torino in questa parte, in questi pochi minuti, è tutto un botta e risposta continuo, noi non siamo da meno, attenzione. Torino in avanti, di nuovo Vlasic questa volta che riceve al limite dell'area di rigore, prova un bel tiro di destro, ma Scuffet blocca senza problemi. 12° reagiamo subito noi con un bellissimo pallone giocato per Viola che prova a calciare al volo direttamente, era arrivato un appoggio dall'alto, se non sbaglio da parte di Augello, il tiro però sfortunatamente per noi un po' velleitario, finisce lontano dallo specchio della porta. Fatto sta che Viola è quello più fomentato, più pericoloso di tutti, tant'è che suscita anche un giallo per Coco, perché Viola stava provando di nuovo a creare poesia di calcio e Coco lo abbatte di cattiveria, quindi primo giallo ai danni del Toro. Di nuovo Viola al 14°, Viola on fire in questa partita, sinistro potente, verso la porta, da calcio di punizione su questo fallo che aveva ricevuto, ma il Milinkovic-Savic riesce a essere bello tonico, respinge e arriva il calcio d'angolo. Al 21° di nuovo risposta del Torino, sponda di Adams per Ricci, da dischetto di rigore, praticamente un rigore in corsa, calcia con il destro, ma la palla finisce sopra la traversa. Al 23°, primo urlo, prima bestemmia per il sottoscritto, signori, gol annullato al Cagliari, perché?
Mina fa qualcosa di incredibile, recupero praticamente dalla nostra zona, pallone di Sanabria, entra in area di rigore, botta di destro, Milinkovic-Savic battuto per l'arbitro, però c'è un fallo del nostro buon Mina sull'attaccante Granata e quindi gol annullato. Allora, se stiamo giocando alla danza classica, con tutto il rispetto alla danza classica, che è uno sport faticosissimo e durissimo, ma per dire, se dobbiamo giocare o dobbiamo fare qualcosa che non prevede il contatto fisico, perché un ballerino può viaggiare anche da solo, allora è un discorso. Ma stiamo giocando a calcio, sono tutti signori dai 80, 90, 100 kg di muscoli. Se dobbiamo fare le sceneggiatine ogni volta che uno ci sfiora, insomma, mi sembra 2 righe eccessivo. Mina, secondo me, non aveva alcuna motivazione per vedersi il gol annullato, ma va bene così. Il karma poi ci premierà più avanti, quindi bene, però sul momento vi garantisco che un paio di bestemmie da Aldo a Zenobio le abbiamo tirate giù in casa nostra. Insistiamo ancora noi, questa volta con Piccoli al 25esimo, servito subito in area di rigore, prova a girarsi subito ma verso la porta, ma Valukiewicz riesce a difendere quel tanto che basta per respingere in corner. Ancora noi, c'è solo Cagliari in questo momento, al 26esimo Luperto, grandissima occasione con un cross di Luvumbo che è partito dalla destra, Luperto di nuovo si è inserito in area di rigore, mi piacciono molto queste incursioni di Luperto fino alla zona calda avversaria, il problema è che non riesce a coordinarsi bene questa volta e quindi rimessa sul fondo. Passano 10 minuti di intensità, di mordersi al centrocampo con Macumbo dopo che fanno l'incredibile, bloccano tutto, fino a quando non arriviamo al 38esimo con Viola che era on fire, l'aveva cercato per tutta questa prima fase di partita, dopo un fallo, se non sbaglio sempre da parte di Coco ai danni del nostro trequartista, una bella punizione ai limite dell'area di rigore, potentissima, cattivissima, che lascia sbigottito il buon Milinkovic-Savic e quindi siamo avanti noi. Gridiamo, si urla, si festeggia, ma dura pochissimo, neanche il tempo di festeggiare con la solita pagliuzza. Al 41esimo, 2 minuti dopo, il Torino pareggia. Arriva Sanabria con cross da parte di Lazaro sugli spioventi di un bel calcio d'angolo. Sanabria stacca di testa, realizza la rete dell'1-1. Altra ammonizione per Torino, questa volta per aver trattenuto il buon Zito, Luvumbo, che stava partendo di cattiveria verso i lidi dell'area di rigore avversaria e si conclude così il primo tempo. Ora, un primo tempo molto fisico, molto cattivo, molto fomentante, però ce la giochiamo molto bene con un Torino che sulla carta almeno ci è superiore. Ripartiamo subito, partiamo forti noi, il 47esimo, cross morbido di Zappa verso Piccoli che colpisce di testa in area di rigore la palla leggermente sopra la traversa. Al 49esimo l'eroe della partita, ancora Viola, Cagliari super pericoloso, sponda di Piccoli verso Viola, prova di nuovo tu per tu con Milinkovic-Savic, calcio di sinistra, ma questa volta Milinkovic è tonico e pronto e respinge in calcio d'angolo. Insistiamo noi, ci prova dopo, spingendosi in avanti in zona a lui sconosciuta, prova un bel tiro potente di rasoterra, però è poco preciso e finisce sul fondo. Siamo molto pericolosi e questo si vede dai numerosi gialli che il Torino prende, la volta di Masina che prova a bloccare Piccoli come può con una trattenuta. A questo punto poi perdiamo quasi completamente la voce perché arriva il vantaggio del Torino e questa mi ha veramente fatto girare tutto quello che poteva girare perché con una partita così forte, così bella, così cattiva, vederci superare in punteggio dal Torino mi giravano davvero vorticosamente tipo elicottero. Al 55esimo Linetti, capitano del Torino, riceve un bel pallone, va avanti, corre, nessuno di noi riesce a fermarlo, siamo poco lucidi in quel momento, un bel tiro da fuori con un destro che batte Scuffè, un po' colpevole perché comunque è un bel tiro ma niente di imprendibile, però Scuffè resta fulminato e niente da fare. Siamo in un fase quindi del secondo tempo dove subiamo brutalmente il Torino ancora in attacco, Adams supera Vina questa volta, si accentra, calcia da fuori, fortunatamente la palla fuori. Tre cambi a casa nostra, quindi la Padula, Gaetano e Palomino al posto di Viola, eroe della partita secondo me, a dopo e Mina. Mina è uscito poi perché si toccava, se non mi ricordo male, la coscia destra, ancora da vedere quindi in che tipologia di problemi ci siano. Anche perché contate che bisogna un po' vedere, speriamo niente di serio perché ci manca pure, ma cominciamo.
Però, stessa cosa dall'altro lato, Linetti anche lui ha problemi fisici, si prepara, Negineitis che dovrebbe effettivamente entrare al posto suo. Il Toro in grave carenza di attacco da quando si è spaccato anche il crociato Zapata. Al 70° ci prova Coco, botta diretta, potente, direttamente da un bel calcio di punizione da fuori area dato da una nostra imprecisione difensiva, ma Scuffè fortunatamente respinge e manda in calcio d'angolo. Altro urlo, se ne va quel poco di voce rimasta. 73°, questa volta è Palomino che entra, pareggia la sfida direttamente. Da un bel calcio d'angolo dato da un'incursione che era finita poi con un punto, una rimessa dalla bandierina con grazie Lubumbo. Battuto a calcio d'angolo, sponda di Luperto per Palomino che riesce ad appoggiarla in porta. 2-2, signori. Ancora siamo lì, 2 minuti dopo, 5 minuti dopo, scusate, succede l'incredibile. Cross di Piccoli rasoterra, poco preciso, doveva essere per Luvumbo che non era ancora arrivato. Ci arriva Coco, difensore del Toro, malamente, butta dentro il pallone nella sua porta, fra le bestemmie di Milinkovic e dei tifosi del Torino. Vantaggio su autogol del nostro Cagliari. Entra a questo punto De Jong al posto di Macumbu. C'è ancora un po' di girandola di effettivi cambi, con il Torino che prova in tutti i modi a recuperare la partita, ma noi che non gli facciamo superare praticamente la metà campo. Abbiamo un centrocampo molto corposo, sta prendendo una bellissima forma questo centrocampo davvero. Al 91° l'ultimo brivido con Scuffè che su un colpo di testa da parte di Adams con un cross arrivato dalla sinistra riesce a salvare miracolosamente la nostra partita con Adams che aveva provato appunto a appoggiare di testa, ma noi riusciamo con l'intervento a mano aperta del nostro portierone a salvare Capra e Cavoli. Finisce così al 92° la partita, una delle più incredibili e sudate di questo inizio campionato. Abbiamo fatto qualcosa che alla fine non è molto diverso a quella che è proprio la nostra genetica, signori, cioè abbiamo iniziato bene, abbiamo costruito tanto, raccolto nulla, con un gol alla fine solo, dove ci meritavamo secondo me di più per tutto il primo tempo, un pareggio poi che nel bene o nel male arriva, superati dal Toro, per poi ribaltare di nuovo tutto e concluderla con un 3-2 rocambolesco a dir poco. Di solito erano quel genere di partite che, se vi ricordate, l'anno scorso succedeva così, quando poi entrava un Pavoletti selvatico verso gli ultimi 10 minuti, miracolosamente te la buttava dentro 2 volte, perché è quell'uomo che ti salva le partite, la leggenda, e quindi ce la cavavamo così, magari con un pareggio. Aver strappato questi 3 punti, signori, crea un fomento che è ai limiti dell'incredibile. Siamo tornati alla difesa 3. Devo riconoscere però che piano piano oggettivamente sta entrando in rodaggio. Nicola alla fine aveva ragione, per quanto io avrò sempre, le mie riserve, perché a livello di sicurezza proprio psicologica mi piace di più vedere una difesa a 4 ben schierata, come abbiamo fatto poi nelle partite scorse. Alla fine questa difesa a 3 con un centrocampo più corposo e un trequartista in più che ti fa anche da collante fra centrocampo e attacco, alla fine sta reggendo. Per quanto il Torino sia, da quando poi adesso è mancato a causa dell'infortunio, comunque indisponibile Zapata, diventato molto più molto meno pericoloso in zona d'attacco, abbiamo giocato con una squadra molto solida secondo me e ce l'abbiamo fatta, signori, un po' a culo, c'è niente da dire, perché poi è un culo, relativo, perché, l'autogol Coco non lo fa se noi non continuiamo a costruire, a lanciare palloni in aria. Son quelle imprecisioni date anche dal nervosismo, dal fatto di essere sotto pressione, che nel momento in cui hai una squadra avversaria, come abbiamo fatto noi, che costruisce molte palle gol in area di rigore, può causare poi l'errore, che è un po' la stessa tipologia poi di discorso che è avvenuta, poche ore prima alla Juventus quando giocava con la Lazio. Ha creato molto, lanciando molte palle in area di rigore, non è arrivato un suo giocatore, è arrivata al difensore della Lazio, Agila, che, preso da un momento di controllo sforsennato, l'ha buttata poi dentro e ha portato alla vittoria della Juve. Quindi anche lì, quando mi dicono avete vinto a culo, a me girano un pochino le palle, perché certamente sono errori che poi, nel bene o nel male sono fortuiti o sfortuiti a seconda di chi la vede.
Però sono cose che non capitano se tu non stai costruendo qualcosa, perché se quella palla, noi fossimo stati fermi nel nostro centrocampo, non arrivasse nell'area di rigore del Toro, Coco non succedeva nulla. Quindi è culo sicuramente, c'è anche una dose di fortuna, ma sono gli eventi, sono gli avvenimenti che fanno anche le partite, però il nostro l'abbiamo costruito ed trovo anche giusto che alla fine abbiamo raccolto. Il pareggio sarebbe stato giusto uguale, però se è andata così, chi cazzo siamo noi per lamentarci o per andare in giro a testa bassa? Abbiamo vinto? Bene, porca miseria, bene. Quindi, Scuffè, devo essere sincero, sul secondo gol un pochino poco lucido, però va bene così. Oggi gli do un 5,5 perché secondo me il secondo poteva prenderlo, però va bene lo stesso. Difesa, signori, niente da dire, sti ragazzi lavorano bene ormai. Zappa, Mina e Luperto sono davvero ottimi. Luperto e poi anche vedi Palomino e lo stesso Mina mi fanno delle incursioni ogni tanto a piede libero, a gamba sciolta verso l'area di rigore avversaria, cazzo, pericolosissimi. Mina aveva preso un gol che era sacrosanto che poi alla fine gli ha annullato per cazzate. Luperto e poi vedi anche Palomino, hanno giocato praticamente insieme per l'altro gol, quindi Mhmm, signori, niente da dire. Speriamo adesso che Mina non abbia nulla di grave, alla peggio teniamo titolare subito Palomino, però sarebbe stato meglio che, ce lo tenessimo sempre almeno uno slot di cambio, più che altro non per cattiveria, ma per evitare di vedere poi magari gente in campo che non tocca più il prato verde da fior di partite. Però va bene lo stesso. Difesa, signori, da 7 oggi. Secondo me niente da dire. Centrocampo molto solido, una sufficienza piena, hanno fatto tantissimo lavoro di legna, nel senso di copertura, di muro, a dopo Macumbu, sia anche Augello e Zortea, e questi ultimi due soprattutto poi hanno portato avanti anche molto fomento sulle fasce, andando a foraggiare di concerto con Viola e Luvumbo, che sono per l'ultima parte avanzata del nostro centrocampo a livello di trequartismo, tutti quei palloni che hanno creato quelle numerose occasioni da gol. Viola, il centrocampo direi comunque un bel 6,5 tutto. Zito un pochino più silenzioso, diciamo, però il suo l'ha fatto molto bene, foraggiando tutte le giocate possibili coi suoi scatti. Poco preciso come sempre verso l'area di rigore, però mi va bene anche così. Se mi crea collante fra centrocampo e attacco, mi va bene lo stesso, però non va oltre il 6. Viola, signori, oggi 8, si è guadagnato il suo voto pienamente. Cattiveria, fomento, classe, tecnica, voglia, ci ha messo tutto quello che poteva fin quando ha giocato, quindi 8 pieno. Piccoli, di nuovo a secco, però comunque è lui che fomenta poi con l'autogol creando quel cross infido che fa impappinare Coco, quindi nel bene o nel male è sempre sul pezzo il ragazzo, raccoglie meno di quello che potrebbe, quello sicuramente, però io mi sento abbastanza soddisfatto, devo essere sincero. Se mi diceste in questo momento torna sul mercato, non avrei dei nomi da sostituire. Mi piace molto come sta salendo su questo Cagliari e come sta facendo il lavoro il nostro Nicola. Detto ciò, a livello di puro classifichismo, insomma, tanto per dirci, no, di numeri, di matematica proprio amara e pura, noi in questo momento, signori, siamo quindicesimi, siamo a 9 punti davanti a Parma, Genoa, Lecce, Monza e Venezia. A 4 punti di vantaggio dalla zona retrocessione, dove sono Lecce, Monza e Venezia a 5 punti e 4 punti. Deve ancora giocare il Monza stasera, però insomma si può vedere col Verona. Il Verona è pari punti nostri perché noi siamo a 9 punti con Como, Bologna e Verona. Empoli e Roma sono a 10, il Torino a 11, quindi paradossalmente siamo in prospettiva di o ripiombare sotto oppure di fare un salto che ci porterebbe addirittura dall'altro lato della classifica. Stiamo tenendo botte in una maniera incredibile. Io veramente non pensavo che ce la saremmo cavata così, ma siamo in quella fase nostra che abbiamo sempre in questo periodo d'anno di striscia vagamente positiva, dove dobbiamo raccogliere. Adesso, la settimana prossima abbiamo il 25 ottobre un Udinese che è pericoloso, ma anche lì, rispetto a come era iniziata in questo primissima fase di campionato, sta piano piano raccogliendo un pochino di meno dal solito, tant'è che è lì col Torino, insomma, ottavi e noni. Credo che ce la possiamo giocare. L'unica cosa che dobbiamo effettivamente vedere
se in questi giorni ci siano notizie o meno su, lo stato di Mina. Io mi auguro con tutto il cuore che non ci siano notizie brutte di sorte, che è stato solo un po' di affaticamento muscolare. Anche in questo momento sto guardando effettivamente se ci siano notizie, ma nessuno dice nulla, quindi evidentemente era soltanto qualcosina di insomma qualcosina di niente di grave, no, me lo auguro. Se abbiamo notizie particolari ve lo diremo, signori. Detto questo, allora vi invito a dirmi la vostra, a commentare, se avete piacere a mettere un mi piace, vi invito a iscrivervi al canale ovviamente, signori. Un sardo sul continente, a voi non costa niente, a me è un grande aiuto. Detto questo, noi ci risentiamo per la prossima partita. Vi invito a iscrivervi anche su Instagram e su TikTok. Vi ringrazio tutti per l'ascolto. Io sono Franco Nusinas, canale di nuovo, lo ripeto, un sardo sul continente. Grazie a tutti. Aio.